Bilancio positivo, il Consiglio Comunale di Padova è un luogo dove si discute molto, le proposte che sono state approvate, sia quelle dell'amministrazione sia quelle proposte dai consiglieri sono proposte importanti. I consiglieri comunali tutti hanno messo il massimo impegno, non solo quest'anno ma insomma in tutta la consigliatura, per il bene della città. Presidente, dai bilanci di fine anno agli auspici per l'anno che verrà, quali sono gli obiettivi primi che si pone il Consiglio Comunale di Padova? Ritengo che il Consiglio Comunale di Padova si sia sempre posto l'obiettivo, al di là di quello che l'amministrazione proponesse, si sia sempre posto l'obiettivo di fare la scelta migliore, nonostante le difficoltà o anche gli screzi politici. Auspico per il nuovo anno che si continui a lavorare per il bene della città. Sicuramente sarà un 2014 difficile come l'anno che stiamo per chiudere, perché la crisi economica continuerà a essere molto forte e anche la nostra città è stata colpita da questi eventi e da questi avvenimenti. Quindi auspico insomma che il Consiglio Comunale lavori almeno per alleggerire le sofferenze dei padovani.